Il delegato regionale FAI, avvocato Giuseppe Taibi, fa un bilancio della sua attività sociale nello scorso anno, il suo ricordo verso Giulia Maria Crespi, fondatrice del FAI, Fondo Ambiente Italiano, scomparsa lo scorso anno. L'avvocato Taibi ricorda altresì le sue battaglie per l'ambiente e la legalità, tracciando anche un ricordo dello scrittore racalmutese Leonardo Sciascia nei suoi 100 anni dalla nascita. Beh, intanto il 2020 è stato certamente un anno difficile, però noi abbiamo utilizzato, come dire, per fare resilienza, in particolare a livello siciliano ci siamo occupati di rafforzare tutte le delegazioni, i gruppi FAI e i gruppi giovani, e quindi adesso siamo presenti in tutto il territorio siciliano e questo sicuramente è un grande obiettivo. Ma poi siamo scesi anche in piazza con le giornate FAI di giugno, chiamate giornate FAI all'aperto. Era importante per creare nuovamente speranza attorno alla bellezza, al patrimonio storico, artistico e paesaggistico, e insieme poi siamo andati per 2 fine settimana di nuovo in piazza per le giornate FAI d'autunno, guidati appunto dai giovani del FAI. Voglio anche ricordare una bella iniziativa che abbiamo fatto, guarda caso, nel giorno in cui purtroppo è scomparsa la nostra presidente, la Giulia Maria Crespi. Abbiamo fatto un'iniziativa di presentazione di un libro di Alberto Saibene, con la presenza appunto di Saibene, Il paese più bello del mondo, dedicato appunto ai 45 anni di vita, alla storia un po' del FAI. Quindi diciamo che siamo soddisfatti dell'attività svolta nonostante questo momento di difficoltà. Poi anche la bellissima iniziativa I luoghi del cuore del FAI, nella quale la Sicilia ha avuto dei grandi risultati. Assolutamente, la 10ª edizione dei Luoghi del Cuore probabilmente raggiungerà il massimo numero di voti, però la seconda regione in Italia dopo appunto la Lombardia è stata proprio la Sicilia. Ha ottenuto tantissimi voti sui luoghi e anche in generale sui luoghi votati in generale, e quindi siamo abbastanza soddisfatti del risultato ottenuto. Adesso ci prepariamo però a quelli che sono, come dire, i progetti, perché nel 2021 premieremo questi progetti. Come sapete ci sono a disposizione 500.000 euro da parte di Banca Intesa, che è partner del FAI, quindi cominciamo a preparare questi progetti per i luoghi che hanno ottenuto 2000 voti. Presidente, lei oltre ad essere presidente regionale del FAI è anche capo delegazione interim di Agrigento, e quest'anno, l'anno scorso, nel 2020, la delegazione ha compiuto 20 anni. Sì, è vero, sicuramente tante sarebbero le cose da ricordare, però voglio ricordare prima di me il professore Melisenda Giambertoni, già rettore dell'università, per 10 anni ha guidato questa delegazione, e tante sono state le cose fatte. Voglio in questo momento ricordare per esempio poi l'apertura della Colimbetra e quindi anche l'acquisto delle case Montana, ma mi piace ricordare il lavoro fatto per la riapertura dell'ex carcere di San Vito per 3 anni consecutivamente. Mi piace ricordare ancora il lavoro che è stato fatto, bellissimo, per quanto riguarda i premi del paesaggio, il premio del paesaggio che è andato alla Valle dei Templi e che poi è andato al Consiglio d'Europa, e poi ancora il premio che è stato dato alla Scala dei Turchi. Il progetto era liberare la bellezza e il premio era anche lotta all'abusivismo, quindi uno dei luoghi vittima dell'abusivismo oggi diventa luogo di lotta all'abusivismo con l'abbattimento di 2 immobili. Quindi ecco, siamo pronti con una delegazione così anche rinnovata, siamo pronti a ripartire per i prossimi 20 anni. Presidente, Modica con i 2 luoghi tra i primi 10 posti nel censimento dei luoghi del cuore, ma anche quest'anno Trapani candidata a capitale della cultura, quindi tanti progetti per una Sicilia che vuole rinascere. Assolutamente, assolutamente sì. Sicuramente è bello questo risultato di vedere 2 luoghi di Modica in provincia di Ragusa tra i primi 10. C'è stato molto movimento attorno ai luoghi del cuore, c'è tanta attesa, per questo invitiamo tanti a iscriversi anche al FAI. Ecco, dopo Agrigento, capitale italiana, candidata a capitale italiana della cultura, adesso Trapani, a cui auguriamo appunto migliore fortuna. E tanti sono i progetti e tanta è anche l'attenzione da parte del FAI alla Sicilia. Questo devo sicuramente dichiararlo, confessarlo, e questo è di buon auspicio. Sto pensando in questo momento anche a Troina, perché nell'Italia sopra i 600 metri, uno dei grandi progetti del FAI, Troina per esempio è uno dei 3 luoghi simbolo, e tante comunque sono le iniziative che sono legate anche a una nuova mission da parte del FAI, cioè ci siamo occupati di patrimonio storico artistico,
patrimonio paesaggistico, ma oggi ci concentriamo sull'ambiente. Quale ambiente? È quell'ambiente dell'uomo, quindi fatto di cultura e natura, storia e natura. E l'esempio è quello di Agrigento. Agrigento appunto c'ha la Valle dei Templi, sopra la natura, e poi sotto la natura, diciamo sotto gli alberi, sotto i campi, c'è tanta roba ancora da scoprire, c'è probabilmente un'agora di 50.000 metri quadri, e questa stratificazione, questo rapporto continuo tra natura e cultura è quello che il FAI vuole difendere e vuole valorizzare. Avvocato, per chiudere la nostra intervista, quest'anno ricorrono 100 anni dalla nascita di Leonardo Sciascia. La Strada degli Scrittori ha organizzato una bellissima iniziativa e lei è stato testimonial. Qual è il suo personale ricordo di Leonardo Sciascia? Beh, tanti sono i ricordi di Leonardo Sciascia, che ho avuto la fortuna di conoscere anche personalmente grazie a mia madre. In particolare nei momenti difficili io vado a cercare proprio i libri di Sciascia, in questo momento il Consiglio d'Egitto, per capire meglio quello che sta accadendo. Voglio ricordare il fatto, mi ha sempre affascinato questa ricerca della verità che fa Sciascia, e mi affascina anche l'epitaffio che lui ha voluto mettere sulla tomba: ce ne ricorderemo di questo pianeta, perché ci ricorda che dobbiamo occuparci di questo pianeta e quindi questa casa comune, ed ecco il tema dell'ambiente, ma dobbiamo occuparci anche della memoria che è legata all'uomo. E diciamo anche importante il tema delle idee, cioè quello che diceva Sciascia è: la Sicilia non ha mai creduto nelle idee, e questo è stato il vero problema. Ecco, oggi di fronte a un mondo nuovo dobbiamo assolutamente credere nelle idee, partendo dalle idee dei giovani, proprio quei giovani che abbiamo fatto studiare fuori in Italia e all'estero, in Alta Italia e all'estero, che oggi devono contribuire con tante nuove idee, ci devono dare una mano, ma se possono anche tornare qui per sbracciarsi le maniche, diciamo, insieme a noi, e cercare di riportare avanti questa regione.